Come cambia l'entroterra? Il nostro reportage inizia da Gattorna, polo commerciale della Fontanabuona non immune dalla crisi. Qualche segnale di speranza grazie al ritorno dei giovani. È un frate cappuccino, l'uomo trovato in mare ieri a Sestri Levante, si chiamava Fra Giacomo Baretti, aveva 63 anni ed era originario di Bergamo, la sua identità ricostruita soltanto questa mattina. San Quirico di Assereto, piccolo borgo di pescatori, domenica la festa del titolare della parrocchia, legata in passato a questa attività e posticipata a fine luglio, in attesa del rientro a casa di chi andava in Francia per la pesca. Gevò un po' di fantasia, la commedia in dialetto genovese che i Senza Pretese porteranno in scena nel fine settimana. Sabato al Teatro Caritas di Chiavari, spettacolo a sostegno di Telepace. Archiviata con successo l'edizione 27 della Caponata di Chiavari. Nella serata conclusiva presentate tutte le novità calcistiche del Rupinaro Sport, dall'allenatore ai nuovi acquisti. Sarà intitolato a Giuseppe Giacomini l'8º rally Mare e Monti, già centinaia i partecipanti, iscrizioni aperte sino a domani, domenica la partenza per Bedonia per tutti gli appassionati. Pallanuoto femminile, da domani a domenica a Rapallo le Final 8 per assegnare lo scudetto Under 19, per le padrone di casa un banco di prova importante ma anche l'attesa di salire sul podio. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio Oggi. In apertura iniziamo a parlare della Val Fontanabuona che cambia, il nostro entroterra. La valle, terra ricca di tradizioni e di produzioni caratteristiche, negli anni ha sentito gli effetti sia della crisi internazionale sia di un progressivo spopolamento e abbandono. Il nostro sondaggio si concentra su Gattorna, realtà economica e commerciale dell'Alta Valle, dove sembrano sopravvivere quei punti vendita da maggior tempo presenti sul territorio e in questo contesto stanno emergendo dei piccoli segnali di speranza. Sentiamo. L'entroterra non è immune dai grandi cambiamenti della società contemporanea. Una vallata come la Fontanabuona ha risentito negli anni sia dell'onda lunga della crisi internazionale, sia di un progressivo spopolamento, solo in parte integrato dalle presenze di stranieri. La nostra indagine parte da Gattorna, uno dei poli economici dell'Alta Valle, in comune di Moconesi. Sul fronte del commercio, le attività che reggono meglio sono quelle insediate da più tempo. Sono rimaste in piedi le attività che sono di proprietà, rimangono in piedi quelle attività che hanno un minimo di professionalità, che hanno uno zoccolo duro di clientela, che negli anni hanno cercato di affiliare con sempre più capacità imprenditoriale e quindi questo è quello che rimane oggi. Per gli ultimi nati le situazioni sono decisamente complicate. Per i negozianti al dettaglio un punto cruciale è rappresentato dalla concorrenza dei grandi centri commerciali. Per quanto uno voglia e cerchi di modernizzarsi, la piccola impresa commerciale non potrà mai adeguarsi a quelli che sono i ritmi di un grande centro commerciale che è aperto 7 giorni su 7, ormai quasi 24 ore su 24. Ma anche il nodo viabilità con il conseguente minor flusso veicolare da e per Genova rappresenta un ostacolo. La questione della logistica però è fondamentale. Un collegamento molto più veloce con la costa potrebbe aprire senza dubbio spunti turistici importanti per chi frequenta la costa e non conosce adeguatamente l'entroterra. La tendenza dei giovani è a stabilirsi nelle grandi città lasciando le campagne, tuttavia negli ultimi anni si è assistito anche ad un ritorno alle proprie origini. Il segreto è capire cosa serve alla gente, capire un po' la mentalità della Fontanabuona, perché è un po' particolare. Io vedo anche quando parliamo con i rappresentanti abbiamo una mentalità un po' diversa, però una volta che riesci a inserirti, secondo me, poi riesci a sopravvivere. Sì, Gattorna è un continuo cambiamento, negozi che aprono, che chiudono, però ci proviamo, quelli che ci siamo, ci crediamo e almeno io sono positiva. Siamo alla cronaca, è un frate della comunità dei Padri Cappuccini, l'uomo trovato in mare ieri mattina a Sestri Levante e poi deceduto per annegamento. Aveva 63 anni ed era originario di Bergamo, soltanto questa mattina è stata scoperta la sua identità, la sintesi nel servizio.
Si chiamava Fra Giacomo Baretti, aveva 63 anni ed era da pochi giorni in vacanza al convento dei padri Cappuccini di Sesti Levante. Un momento di pausa che sarebbe dovuto durare una settimana, invece ieri si è tuffato in mare dalla spiaggia libera in zona Leudo ed è stato colto da un malore a 40-50 metri dalla riva. A rinvenirlo, privo di coscienza, con costume e occhialini, sono stati alcuni bagnini degli stabilimenti della zona che si sono lanciati in mare per recuperarlo. I ripetuti tentativi di rianimazione, prima in spiaggia, poi al pronto soccorso di Lavagna, non sono serviti a nulla. Il frate non aveva documenti con sé e la ricerca delle generalità è durata fino a questa mattina. Da una parte i carabinieri che avevano trovato in spiaggia i suoi vestiti e uno zainetto azzurro cielo. Con le telecamere di videosorveglianza sono riusciti a trovarlo mentre si dirigeva in spiaggia scendendo dalla zona del convento dei Cappuccini. Di qui è scattata la ricerca nell'area. Dall'altra i religiosi che si sono accorti dell'assenza di Fra Giacomo alla messa del mattino. Volevano augurargli buon onomastico perché, combinazione, oggi è San Giacomo Apostolo. In paese il padre guardiano Carlo Poloni ha notato le locandine dei giornali con la notizia dell'uomo annegato. Di qui ha raggiunto la Croce Verde e con un rapido giro di telefonate sono stati avvertiti i carabinieri e la Guardia Costiera. Così si è chiuso il cerchio. Fra Giacomo si trova all'obitorio di Lavagna in attesa delle disposizioni del magistrato. Il religioso potrebbe aver avuto un malore o un affanno, forse, dicono i carabinieri, non sarà necessaria l'autopsia. Sul suo comodino è stato trovato uno strumento per aiutarlo a respirare. Fra Giacomo, spiega padre Poloni, era frate dagli anni '80, ha svolto diversi servizi, dall'infermeria provinciale a quello di portineria a Milano, Roma e in altri conventi in Italia, è stato cappellano agli ospedali riuniti di Bergamo e proprio a Bergamo era attualmente in servizio. Andiamo a Rapallo, migliorie strutturali e tecniche a beneficio dei refettori delle scuole. I lavori partiranno venerdì 27 luglio, coinvolti i plessi di via Don Bobbio e via Arpinati e le scuole delle Piane, Marconi, Rainusso e Antola. In sintesi saranno sostituite le linee self-service per una riduzione degli sprechi, sarà migliorato il comfort dei locali con nuovi pannelli decorativi fonoassorbenti che contribuiranno anche a lanciare il messaggio del mangiare sano. Previste nuove luci a LED e altre attrezzature ad elevata efficienza energetica. Sul tetto della scuola che ospita il centro cottura, la Pascoli, sarà installato un impianto fotovoltaico per ridurre i costi del comune. Gli interventi rientrano nel progetto di gara d'appalto presentato da Marcas, che a Rapallo gestisce il servizio di ristorazione collettiva e che rappresenta, dice il consigliere Filippo Lasinio, un'eccellenza tutta italiana. E restiamo a Rapallo per consentire la riparazione definitiva della tubatura danneggiata ieri in via Milite Ignoto. Nell'ambito dei lavori di realizzazione del collettore fognario, Iren effettuerà un'interruzione del servizio idrico. L'intervento si terrà in orario notturno dalla mezzanotte sino alle 6 del mattino di venerdì 27 luglio. Saranno coinvolte via Milite Ignoto, piazza Pastene, via Torre Civica, corso Assereto, via Venezia e Vico del Pozzo e ancora via Mazzini, Vico dell'Olmo e Vico dell'Oro. Alla ripresa del servizio potrebbero verificarsi fenomeni di intorbidimento dell'acqua. Siamo all'informazione religiosa, parliamo di San Quirico di Assereto, un paese che ha cambiato la sua connotazione nel corso degli anni, siamo sulle alture di Rapallo. Qui gli abitanti rimasti celebrano l'ultima domenica di luglio la festa dei santi titolari, Quirico e Giulitta. Una particolarità, visto che la memoria liturgica cade in una data precedente. Sentiamo. La comunità di San Quirico di Assereto si appresta a celebrare la festa dei santi Quirico e Giulitta. Perché in questa data? Certamente l'abbiamo già festeggiata liturgicamente, il 16 di giugno è la sua festa, però già da tanto tempo, almeno dalle memorie della parrocchia, avendo così letto qualcosa, si fa l'ultima domenica di luglio. Per questo motivo, perché come l'ultima domenica di gennaio si faceva Sant'Agnese con una grande festa, confessori da Montallegro, come dice, dai vicini, parrocchie vicine, eccetera. Gli uomini partivano per la Francia per la pesca, ritornavano a luglio. Ecco, quindi per quell'attesa del ritorno di papà, dei giovani che erano alla pesca in Francia, si faceva la festa patronale, quindi l'ha rimandata lì, quindi è una festa anche, oltre che religiosa, certamente religiosa, ma anche di famiglia, quindi è una festa molto tenera, al limite commovente. Come festeggerete quest'anno i santi Quirico e Giulitta? Ma nella tradizione niente di particolare, ne hanno fatto una che non è tanto festa al parroco, che comunque compieva 80 anni, hanno già fatto una festa anche esageratamente grande. Comunque faremo una bella festa perché abbiamo una bella cantoria e attorno alla cantoria si costruisce tanto e tante belle cose. Anche se è una comunità piccola, però conserva questo spirito di familiarità anche nei confronti del parroco.
Quello indubbiamente, anche esageratamente. Nelle comunità piccole certo c'è l'ambiente piccolo, ecco, come si usa a dire anche così, come tradizione, il concetto di famiglia piccola dove non ci sono tante esperienze, però si vanno a far fuori, alla sera si ritorna e si portano le esperienze da fare una piccola ma grande famiglia, con le esperienze fatte fuori. Domani inizia il triduo di preparazione alla festa, alle 18 la messa solenne, domenica alle 11 la messa celebrata dal parroco e animata dalla cantoria parrocchiale, alle 17 il concerto della banda Città di Rapallo, alle 18:30 la messa vespertina con l'omelia di padre Luca Bucci. Seguirà la processione, al rientro l'adorazione e la benedizione eucaristica e poi un momento di convivialità sul piazzale della chiesa. Vediamo altri appuntamenti religiosi del territorio, festa patronale di San Giacomo a Gattorna. Oggi la messa solenne sarà alle 20:45 celebrata da Don Paolo Nicora. Seguirà la processione per le vie del paese e la meditazione in Piazza Basso. Al rientro la benedizione eucaristica e un momento di festa sul piazzale della chiesa. Festa di Sant'Anna a Rapallo, domani alle 17:30 la messa presieduta dal vescovo diocesano. Al termine sarà benedetto il sagrato che avrà come denominazione toponomastica Piazzale Sant'Anna. Alle 21 la processione che si snoderà dall'antica chiesetta e sarà presieduta da Monsignor Alberto Maria Careggio, vescovo emerito di Ventimiglia Sanremo. E festa di Sant'Anna anche al Sacro Cuore di Ferrada di Moconesi, domani le Sante 40 ore con l'esposizione del Santissimo Sacramento alle 19:45 e un tempo di adorazione. Alle 20:30 la messa, la benedizione della statua votiva di Nostra Signora di Lourdes nel 160° anniversario dall'apparizione. Seguirà la processione dall'antico ponte che si trova alle spalle dell'abbazia e la posa dell'immagine mariana. Seguirà un momento di festa insieme, i festeggiamenti culmineranno domenica. Rimaniamo in ambito parrocchiale. Nel fine settimana precedente la festa di San Giacomo, titolare della parrocchia di Rupinaro a Chiavari, si sono svolti nel quartiere chiavarese 3 giornate di sagra con la caponata e momenti di intrattenimento sul piazzale. Si è parlato anche delle novità della squadra sportiva del Rupinaro Sport. Sentiamo. Con l'entusiasmo di uno staff giovanile e l'esperienza di un gruppo collaudato è andata in archivio l'edizione numero 27 della Caponada sul piazzale di Rupinaro a Chiavari. Soddisfatti gli organizzatori. Partendo dalla prima serata non ci siamo demoralizzati perché rispetto all'anno scorso forse è venuta un po' meno gente. Devo dire invece che ieri sera e questa sera l'affluenza è stata superiore ed è venuta secondo me molta più gente. Possiamo essere contenti di come è andata e auguriamoci che vada così anche gli anni prossimi. Aspettiamo il trentennale, bisogna prepararsi. Ce l'auguriamo, noi ci proviamo ad andare avanti. La serata conclusiva da 5 anni è l'occasione per presentare l'attività e la squadra dell'associazione Rupinaro Sport. Tante le novità per il 2018-2019 pur mantenendo inalterato lo spirito degli esordi. È l'impegno di far sì che ci siano i valori della solidarietà, dell'amicizia, del rispetto, della lealtà prima di ogni forma di agonismo che può portare su altre strade. Quest'anno abbiamo un nuovo allenatore che si chiama Roberto Coppello, che abbiamo presentato nel corso della serata. Abbiamo 3 acquisti nuovi, quindi pochi acquisti, ma abbiamo promosso diversi giocatori della nostra juniores con la prima squadra, quindi avremo una squadra giovane e siamo pronti a iniziare la stagione. Per il neoallenatore la prima uscita ufficiale è l'approccio con una società giovane ma già ben strutturata. Adesso una squadra della società di terza categoria, a parte che la conoscevo, sono molto organizzati, sono bravi ragazzi, giovani. Hanno anche tanti giovani. Sì, la cosa che mi fa piacere a me è lavorare con i giovani, perché lavorare sui 35 anni non c'è gran soddisfazione. Sei allenatore e giocatore? Cerchiamo di far tutto, anche perché, come dico, lui è stato il mio primo mister, ho imparato tanto da lui, ho ancora tanto da imparare e sicuramente lui saprà insegnare benissimo. Io spero di saper insegnare come lui. Cambiamo tema, la compagnia teatrale dei Senza Pretese di Sestri Levante propone un nuovo appuntamento sabato 28 luglio. Alle 21 al Teatro Caritas di Via Marana a Chiavari sarà proposta la commedia in dialetto genovese Gevò un po' de fantasia. Le offerte raccolte saranno devolute a sostegno di Teleradio Pace. Le interviste. Qual è il titolo e anche la trama della commedia che portate in scena? Gevò un po' de fantasia. È una commedia brillante, molto comica, tratta di una famiglia genovese
che parte per le vacanze e ne succedono di tutto e un po'. La prima serata venerdì 27 luglio dove la porterete? A Casarza Ligure, in Piazza Unice per il comune di Casarza, alle ore 21, venerdì 27. Il giorno dopo invece, sabato 28, un appuntamento invece dedicato al volontariato, come mai? Certo, noi facciamo molte commedie per i volontari e di conseguenza la facciamo a Chiavari, al Teatro Caritas, per le Telepace. I Senza Pretese che compagnia è? Che cosa fate? Questa compagnia è nata 24 anni fa, infatti un altro anno faremo le Nozze d'Argento, e è nata con l'idea di aiutare la nostra parrocchia San Paolo in Pila. E con la nostra presidente Gianna Cipriani ci siamo messi insieme per creare questa compagnia. Abbiamo dato le nostre commedie per tante associazioni di volontariato che facciamo molto volentieri. E, cosa dire, siamo stati nel 2011, ci siamo costituiti associazione culturale, abbiamo accolto tanti giovani che hanno voglia di fare teatro e bambini. Infatti l'ultima rappresentazione è stata Te conto una foa con i ragazzi e i bambini, e adesso vogliamo aiutare un po' Telepace che ha tanto bisogno, e noi è una grande emittente, noi siamo molto contenti di fare questo. Le dico personalmente, io e mio marito non ci perdiamo mai il telegiornale di Telepace. Quindi... Allora il grazie va a tutti voi, quanti siete? Siamo tanti, adesso in questa commedia saremo una decina, però siamo tanti perché quando è l'occasione ci raduniamo e si fa. Vediamo altri appuntamenti in occasione della festa di Sant'Anna a Breccanecca. Domani sera alle 21:15 nella chiesa di Sant'Antonino si terrà un concerto del coro antoniano di Chiavari. All'organo Nadia Solari, direttore padre Costanzo Milesi. Saranno eseguite musiche di Verdi, Morricone, Rota e De Marzi, oltre a brani della tradizione. E ora il Rally Mare Monti di scena nel fine settimana a Chiavari. Sono oltre 150 gli iscritti, ma il numero potrebbe crescere ancora. Domenica la competizione che dal mare condurrà sino a Bedonia, dove l'arrivo è previsto intorno alle 12:30. Sabato invece l'esposizione di auto e moto d'epoca in piazza Matteotti. Ma sentiamo le interviste. Per gli appassionati di auto e moto d'epoca si prefigura un fine settimana emozionante. Sabato e domenica, 8ª edizione del Rally Mare Monti. Gli iscritti sono già molti, ma c'è ancora spazio per i ritardatari. Fino a giovedì sera, poi chiudiamo le iscrizioni noi, speriamo che si iscrivano il più possibile presto. Tramite un'email che abbiamo del Tiguglio Motoclub. Abbiamo molti partecipanti e speriamo che ne arrivino degli altri. Sabato in piazza Matteotti a Chiavari il primo briefing, mentre domenica alle 9:15 la partenza del rally intervallata di 25-30 secondi per ciascun partecipante. L'arrivo a Bedonia entro le 12:30, tempo massimo concesso per la gara, un evento che unisce territorialmente costa ed entroterra. Legando al territorio questa manifestazione sportiva, promuoverlo e naturalmente ribadire il forte legame che Chiavari e l'entroterra hanno, perciò Chiavari e Bedonia, in un percorso che sinceramente è molto affascinante e che mette in risalto veramente le bellezze culturali, artistiche di Chiavari e paesaggistiche del nostro entroterra. Tra le novità dell'edizione 2018 un'intitolazione speciale allo storico titolare della concessionaria Giada Auto. La novità è che noi abbiamo deciso di dare un riconoscimento al nostro socio fondatore Giacomini Giuseppe, che è anche titolare della Giada Auto, e abbiamo intitolata l'8ª manifestazione Mare Monti in memoria sua. Il nostro presidente, che purtroppo è mancato l'anno scorso, ci lega particolarmente a questo sodalizio, essendo stato lui uno dei fondatori. Abbiamo creduto da subito nel valore di questa manifestazione, soprattutto per dare un risalto a quella che è l'attività legata più che altro alla passione, e questo tipo di evento sicuramente è un'icona di questo carattere passionale. In occasione della festa del mare a Levanto, la notte tra il 25 e il 26 luglio, Trenitalia metterà a disposizione 2 convogli straordinari. Il primo partirà da Levanto all'1:10 per arrivare a Genova Brignole alle 2:30. Un secondo partirà da Levanto a 00:40 con destinazione Sarzana, dove giungerà all'1:32. È consigliato l'acquisto del biglietto in anticipo per il viaggio di ritorno.
Siamo così allo sport, parliamo di pallanuoto. Da domani a domenica nella piscina comunale di Rapallo si disputeranno le gare della Final 8 del campionato nazionale Under 19 di pallanuoto femminile. 8 le squadre coinvolte: Rapallo Pallanuoto, Pallanuoto Trieste, Rarinantes Florenzia, Bogliasco 1951, Acquachiara, l'Equipe Orizzonte, Velanuoto Ancona e Plebiscito Padova. Al termine sarà assegnato lo scudetto di categoria. Abbiamo intervistato il presidente della Rapallo Pallanuoto. Che cosa rappresenta questo evento per Rapallo? Rappresenta un termine di continuità, perché anche l'anno scorso abbiamo ospitato una Final 8 però giovanile Under 15, e nella continuità adesso quest'anno la FIN ci ha concesso la finale Under 18. E quindi noi non solo facciamo della pallanuoto di primo livello con la prima squadra, ma anche continuiamo con la squadra giovanile. Per la società Rapallo Pallanuoto i risultati importanti sono stati raggiunti nel corso di quest'anno. Esatto, noi quest'anno siamo arrivati terzi nel campionato nazionale e abbiamo avuto l'accesso in Europa che mancava da 8 anni, e in più le Under 17 già si sono qualificate terze al campionato italiano. Adesso tocca alle 19 e poi anche alle 15 a Roma. E quindi tutte le squadre giovanili della Rapallo Pallanuoto hanno avuto l'accesso alla fase finale. Che cosa vi aspettate da queste finali? Allora, il nostro auspicio di salire sul podio e ben figurare. Poi, se dovesse venire la vittoria o qualcos'altro, sarà sempre ben accetto. Ricordiamo che sono ragazzi giovani e quindi ci possono essere sempre dei fattori di emozione o quant'altro, però la squadra è ben strutturata e arriva alle finali in battuta, e quindi gli auspici sono molto buoni. Da parte della società anche un impegno a sostenere le giovanili oltre che la prima squadra. Esatto, noi questo impegno lo svolgiamo con l'aiuto delle istituzioni come la Federazione Italiana Nuoto e il Comune di Rapallo, che ci sono sempre vicini nell'organizzazione di questi eventi per lo sviluppo della pallanuoto femminile. Bene, allora in bocca al lupo. Allora crepi. Calcio, la Serie D entra nel vivo la preparazione atletica della Lavagnese alla corte di mister Tabbiani. Ieri la squadra, giunta al 4° giorno di allenamento, ha ricevuto la visita del presidente Stefano Compagnoni, che ha incitato i ragazzi a disputare un campionato degno di una stagione da centenario. La rosa completa e definitiva sarà resa nota nei prossimi giorni, mentre sono già state ufficializzate le amichevoli che condurranno i bianconeri alla prima di campionato, fissata per domenica 2 di settembre. La prima sarà sabato prossimo, 28 luglio, alle 17:30. E 3 atleti di Lavagna parteciperanno ai campionati del mondo di Tai Chi Chuan. Si tratta di Simone Mangiante, Alessia Pomes e Roberto Rossi del Centro Studi Discipline Orientali 2000. I 3 sono stati designati tra gli 8 italiani che andranno in Bulgaria dal 25 settembre al 2 di ottobre. E 2 ballerini portacolori del Tigullio hanno trionfato ai campionati italiani di danza sportiva che si sono disputati nei giorni scorsi a Rimini. Si tratta di Ludovica Lagomarsino di Chiavari e Marco Baiardo di Sestri Levante, allenati dal tecnico federale Andrea Orlandi. La coppia di ballerini ha conquistato il titolo di campioni italiani nel rock acrobatico contact style. Marco e Ludovica, che vedete nella foto, hanno inoltre portato a casa una medaglia di bronzo nel rock semi-acrobatico e un 4° posto nel boogie woogie Under 17. Sempre nell'ambito di questo campionato, da sottolineare la medaglia d'argento della coppia rapallese Axel Amijos e Jessica Masucci, sia nel rock acrobatico Under 15 sia nel boogie woogie Under 17 classe A. La stagione sportiva però non è ancora finita, entrambe le coppie sono state convocate a difendere i colori della nazionale italiana al campionato del mondo di boogie woogie che si svolgerà a Stoccarda in Germania il prossimo 10 di agosto. Ora vediamo insieme gli appuntamenti per domani. Appuntamenti in agenda per giovedì 26 luglio, tutti al minigolf, l'Open Day per bambini organizzato dall'Associazione Sportiva Minigolf di Santa Margherita Ligure si svolgerà in corso Rainusso e avrà inizio alle ore 10. Il progetto Sing and Drink Happy Hour a Rapallo proseguirà con la terza e ultima serata che avrà inizio a partire dalle ore 18:30 nelle piazze e nelle vie della città. 8 postazioni in cui si alterneranno formazioni acoustic live e DJ set proponendo musica italiana, grandi successi e revival.
Alloggiato di Palazzo Giulio Pallavicino di Genova si svolgerà il secondo aperitivo digitale in cui si parlerà di Internet delle cose. L'iniziativa, organizzata dal Punto Impresa Digitale e dalla Camera di Commercio di Genova, inizierà alle ore 19. Alle 21:15 invece in piazza San Matteo sarà messa in scena L'Aulularia, un classico della commedia plautina. L'orchestra Planet si esibirà alle ore 21 in Colmata a Mare, lato Levante, a Chiavari, per una serata dedicata al ballo liscio. A Framura, in località Castagnola, in provincia di La Spezia, in occasione della 17ª edizione del Festival Paganiniano di Carro, si esibirà la violinista Masha Diacenco. L'evento inizierà alle ore 21. Il concerto del coro antoniano di Chiavari inizierà alle ore 21:15 a Breccanecca, nella chiesa di Sant'Antonino a Cogorno. Verranno eseguiti brani di Verdi, Morricone, Rota e De Marzi e brani della tradizione. Le degustazioni Jazz & Wine, a cura della Pineta del Borgo, in collaborazione con l'Enoteca Monna Bianca, inizieranno alle 21:30. L'iniziativa si svolgerà in piazza Nazario Sauro a Cavi di Lavagna. Nel corso della serata si esibiranno gli artisti Cancedda, Cerruti, Cervetto e Riggi. Infine, l'Eudo Incanto al Molo Adua nel porto di Sesti Levante. Lo spettacolo, promosso dall'Associazione Amici dell'Eudo, vedrà protagonisti i Parapendio per una serata tra musica ed emozioni. L'inizio alle 21:30. Concludiamo con altri due appuntamenti. Il primo ci porta a Genova Pontedecimo. La parrocchia di Pontedecimo, in occasione della festa di San Giacomo, venerdì 27 luglio a partire dalle 17:30 organizza Biciborgo e Gincana, un'iniziativa rivolta ai bambini e ai ragazzi dai 2 ai 12 anni. Gli eventi si svolgeranno in piazza Partigiani, avete visto anche la locandina. Invece sabato 28 e domenica 29 a Carasco si svolgerà il raduno degli alpini della sezione di Genova, un'occasione per ricordare il centenario della Prima Guerra Mondiale e della nascita di Luigi Casaretto, alpino del battaglione Pieve di Teco, divisione cuneense, fondatore del gruppo alpini di Carasco. Sabato dalle 8 il raduno al parco di Via Piani, nella biblioteca sarà inaugurata anche una mostra fotografica. La giornata si concluderà alle 21:15 con l'esibizione del coro Voci d'Alpe di Santa Margherita Ligure. Domenica sul piazzale di Via Piani il ricevimento dei partecipanti, poi la sfilata, alle 10:45 la messa e le orazioni ufficiali. Alle 15:30 ci sarà l'esibizione della fanfara alpina della Versilia e il commiato intorno alle 18. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, ci ritroviamo domattina alle 7:30 con il Buongiorno di Telepace condotto da Marco Ravello, il telegiornale alle 12:45. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.